Stai soffrendo di insonnia, non riesci a dormire o ad addormentarti velocemente. Magari ci metti 1 ora, 2 ore, ti giri, ti rigiri nel letto, pensieri, e più vai avanti con questo problema, e più magari anche i tuoi dolori persistenti, collo, schiena, dolori diffusi nel corpo, tendono a rimanere. L'insonnia è uno dei grandi problemi di ogni mio cliente che soffre di dolori persistenti. Se andiamo a usare un esercizio, in particolare per l'insonnia, che ti dà un risultato in poco tempo, sono convinto che nei prossimi giorni i tuoi dolori saranno minori, perché se dormi meglio i tuoi dolori saranno più bassi. In questo esercizio useremo gli occhi e ti faccio vedere come farlo. Ci metteremo veramente 2 minuti, quindi prima di andare a dormire, o meglio, quando sei nel letto e ti stai per addormentare o vuoi addormentarti, usa questi movimenti degli occhi, quindi 30 secondi usi gli occhi per vedere in alto, 30 secondi a destra, 30 secondi giù, 30 secondi a sinistra. Tutto questo esercizio lo facciamo però ad occhi chiusi. Ora, ovviamente, se chiudi gli occhi tu non puoi vedere che in questo momento le mie pupille stanno guardando in su. 30 secondi. 30 secondi a destra, 30 secondi giù, 30 secondi a sinistra. Questo è un giro orario. Quando ho finito questo giro orario, lo rifaccio anti-orario. Passeranno 2-3 minuti, avrei fatto quindi un giro orario, un giro anti-orario. E prima, ti assicuro che prima di arrivare al terzo minuto, o comunque al secondo giro, ti sentirai già molto più rilassato e magari ti sei già addormentato. Provalo e fammi sapere domani o stasera, quando ti addormenterai, nei commenti. Ciao!